Buonasera cari telespettatori di Caffè TV24, un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi. Siamo in rigorosa diretta, vi ricordo che potete interagire con noi con lo 049 7800 204 342 533 9744 e la nostra mail stammibene@caffetv24.it. Vi ringrazio di cuore, siete sempre numerosi, siamo in diretta Facebook e vi ringrazio anche coloro che ci scrivono su Facebook. Stiamo cercando di fare tantissimo per voi cari telespettatori, cerchiamo di sviluppare insieme a voi delle tematiche di informazione mediche e questa volta rispondo ai nostri telespettatori e soprattutto ai familiari delle persone malate di Alzheimer, questa patologia grave, questa patologia che non solo colpisce le persone ma anche in qualche maniera i familiari che fanno fatica a gestire le persone, perché veramente non è facile seguire una persona malata di Alzheimer. Questa sera ne parliamo con un esperto, ne parliamo con il dottor Agostino Girardi della clinica geriatrica dell'azienda ospedaliera Università di Padova. Buonasera dottore, è un piacere per me ospitarla. E dicevo, noi raccogliamo veramente le vostre richieste. Mi raccontava una signora, diceva: quando un nostro familiare viene diagnosticata la malattia di Alzheimer sembra che il mondo ci precipiti addosso e si rimane annichiliti, non si capisce bene cosa stia avvenendo, non si sa come sarà il nostro domani e quello del nostro caro, non sappiamo cosa fare, non sappiamo come comportarci, non si sa se potremo aiutarlo ed essere noi stessi aiutati, non si sa a chi rivolgersi. Il primo passo secondo me da compiere, dice, per affrontare il lungo e difficilissimo cammino causato dall'Alzheimer è saperne di più. Ti chiedo di parlarne e questa sera apriamo la finestra. Prego dottore, buonasera a lei. Allora, la prima domanda che le pongo è: la distinzione tra la demenza e l'Alzheimer non sono la stessa cosa. Ci faccia un po' di chiarezza, distinguiamo bene le cose. Intanto partiamo da questa cosa, da questa chiave di lettura. Prego. Sì, la demenza è una sindrome, cioè un insieme di sintomi, diciamo in medicina, che si può presentare in varie malattie. Allora, le demenze sono presenti in più di 50-60 tipi di malattie. Una di queste, la principale, è la malattia di Alzheimer, ma i sintomi della demenza sono presenti anche in altre malattie. Quali sintomi? Sintomi di tipo cognitivo, diciamo noi, cioè nell'ambito delle funzioni del cervello, quindi come sapete il disturbo della memoria è quello che più viene caratterizzato soprattutto all'inizio della malattia, ma le difficoltà di tipo cognitivo riguardano anche il riconoscimento delle persone, il riconoscimento dei luoghi, la propria casa, gli ambienti, questo tecnicamente lo definiamo agnosia. Poi ci sono delle difficoltà di tipo prassico, cioè delle difficoltà nell'eseguire delle sequenze ordinate come vestirsi, lavarsi, uscire di casa, guidare la macchina, tutte cose che richiedono delle abilità che vengono progressivamente perse. E in più sono presenti sintomi di tipo espressivo, cioè difficoltà crescenti a parlare, a fare dei discorsi. Quello che noi abbiamo acquisito, vediamo che c'è sempre più difficoltà a fare un discorso continuativo, si perdono le parole, si perde il filo del discorso. Allora questi che sono i principali sintomi di disturbi di tipo cognitivo, quindi amnesia, mancanza di memoria, mancanza di riconoscimento, agnosia, mancanza di capacità di eseguire delle sequenze ordinate, aprassia e difficoltà di tipo espressivo, caratterizzano la demenza in generale. La malattia di Alzheimer è la più frequente delle demenze, rappresenta più del 60% delle forme diagnosticate e quindi diciamo, è una delle forme di demenza. Ci sono anche altre demenze. Se caratterizziamo la malattia, diciamo demenza tipo Alzheimer, oppure possiamo dire demenza di tipo, non so, le altre frequenti sono vascolari e altri tipi di cui eventualmente possiamo parlare dopo. Però un po' la distinzione di queste, in questo senso è per capire che demenza è un termine più ampio che corrisponde anche a molte altre forme di malattia. È stato molto chiaro. La cosa che spaventa è che ci sono 600.000 malati in Italia ed è emergenza. Leggo che per questi pazienti addirittura mancano risorse e servizi di cura e assistenza adeguati e c'è a rischio anche la salute psicofisica dei familiari, come dicevo prima, che li accudiscono. Quindi è proprio una vera emergenza. Stiamo toccando un argomento di interesse per il nostro pubblico. Ecco, voi che lavorate
a supporto dei pazienti. Cosa ci dite? Ecco, quale futuro ci sarà, visto che poi ci sarà anche un calo dei medici, perché si sta anche parlando che adesso ritornano i medici che erano andati in pensione, tornano pure a lavorare, quindi in Italia insomma funziona così, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Cosa mi dice, dottore? Sì, diciamo che parlano di un'epidemia silente dell'Alzheimer, certo. No? Nel senso che non se ne parla molto, ma è così. Questo perché? Perché l'invecchiamento della popolazione, è molto evidente, l'Italia è una delle nazioni più vecchie dal punto di vista demografico, l'invecchiamento della popolazione si accompagna all'aumento di frequenza della malattia stessa, perché il fattore principale di rischio per ammalare di malattia d'Alzheimer o di demenza più in generale è proprio l'invecchiamento. Invecchiando la popolazione aumentano le fasce di popolazione nelle quali è presente la malattia. Allora, se noi consideriamo, c'è uno studio fatto in Italia negli anni 90, lo studio ILSA, che aveva calcolato che circa il 6,4% della popolazione oltre i 65 anni era affetta da demenza, diciamo in generale, perché la diagnosi di Alzheimer richiede alcuni approfondimenti, diciamo più in generale di demenza, il 6,4% che rappresenta più o meno 600.000, forse sono anche di più, mi pare che gli ultimi dati parlassero di 800.000 persone in Italia malate, ma anche perché il grado di malattia è diverso, ci sono le forme lievi in cui magari si mantiene comunque un certo grado di autonomia, eccetera. In aumento, sempre in aumento, perché invecchiando la popolazione aumenta il rischio di ammalare di questa malattia. Non è detto, perché c'è stato un autore che una volta ha detto: ma se arrivassimo tutti a 120 anni, come sembra che sia un po' il massimo della vita a cui può aspirare l'essere umano, se uno arrivasse fino a 120 anni tutti si ammalerebbero di Alzheimer. Non è proprio così, nel senso che molte persone invecchiano in maniera diversa e mantengono le loro funzioni cognitive anche fino ad età molto avanzata. Ricordo di aver letto una intervista ad una persona che era morta, mi pare, a 127 anni, una francese, che raccontava di aver conosciuto Van Gogh, di aver venduto a Van Gogh i colori nella sua bottega, e però aveva una memoria ancora valida pur avendo raggiunto i 120 anni, mentre invece ci sono molte più persone. Chiaramente la percentuale di persone ammalate nelle fasce di popolazione cresce dal 1% tra i 65 e i 70 fino al 30-40% sopra gli 85. Quindi diciamo è vero, è un'epidemia, è vero anche che diciamo, non ci sono tante risorse, diciamo, i medici sono sempre meno, c'è chi si occupa di questo settore va in pensione e spesso fatica a trovare qualcuno che lo sostituisce. Quindi le liste di attesa dei nostri ambulatori sono purtroppo molto lunghe, parliamo anche di 5-6 mesi per una prima visita, purtroppo perché tanti sono gli anziani che vogliono essere valutati, pochi sono i centri, anche se ogni azienda ASL ha l'obbligo, deve avere un servizio in questo senso, però chiaramente i tempi medici dedicati totalmente a questo ce ne sono pochissimi, perché di solito uno fa l'attività ambulatoriale oltre a fare, non so, l'attività ospedaliera, a fare altri tipi di cose, perché i tempi non sono mai dei tempi dedicati al 100%. Quindi diciamo che esiste un problema di spazi, esiste un problema di tempo, esiste un problema di soldi, anche perché chiaramente questi servizi costano. Le persone anziane sono un costo e purtroppo i tagli, soprattutto nel sociale ma anche nel sanitario, colpiscono soprattutto queste fasce. Quindi è vero, è un problema. Le associazioni dei familiari di questi pazienti sono ben presenti anche a livello di istituzioni, si fanno presente, chiedono degli interventi significativi, però chiaramente è un problema. Su questo le risposte al momento non sono proprio soddisfacenti come vorremmo. Ecco, il livello di istruzione, ecco, cioè, le persone con bassa istruzione si ammalano più facilmente. Quanto conta il livello, diciamo, di cultura, l'aver letto, l'aver studiato? Avete degli studi che ci possono dare indicazione? È influente in qualche maniera, va ad influenzare il decorso della malattia? Sì, noi sappiamo che il livello di istruzione e anche l'attività lavorativa precedente delle persone influenzano la possibilità di sviluppare la malattia di Alzheimer. Questo diciamo nei grandi numeri, poi uno dice, non so, personaggi storici come la Margaret Thatcher o Ronald Reagan
pur avendo fatto evidentemente una vita di alto impegno, ma anche noi abbiamo conosciuto purtroppo professori universitari che si sono ammalati anche a meno di 60 anni di questa malattia, quindi diciamo non è una norma assoluta, però è vero che una persona che ha studiato, che ha fatto un lavoro molto stimolante dal punto di vista anti-intellettuale, ha dei vantaggi rispetto alle persone che hanno avuto una scolarità bassa e che hanno fatto dei lavori poco stimolanti. Questo perché nel cervello si sviluppano quelle che noi chiamiamo delle riserve cognitive, cioè il cervello di queste persone ha la capacità di compensare anche le perdite che ci sono con dei meccanismi, con delle tecniche che ha imparato nello studio e nella vita lavorativa, che consentono in qualche modo di rallentare la comparsa dei sintomi di cui abbiamo parlato prima, insomma. Questo è stato chiarissimo. Intanto ricordo ai nostri telespettatori che potranno interagire con noi attraverso lo 049 7800 204, il numero della nostra diretta, e poi anche i vostri sms 342 533 9744, le mail stamibene@caffetv24.it. Ricordiamo anche che siamo in diretta a Facebook, ricordiamo anche che ci potete contattare tramite Facebook. Detto questo, dottore, leggo che quando la malattia di Alzheimer colpisce una persona, inizialmente si dice che presenta sintomi che possono essere così lievi da passare inosservati sia al malato che ai suoi familiari. Con il progredire della patologia, però, questi sintomi diventano sempre più evidenti e cominciano ad interferire con le attività quotidiane e con la vita di relazione. È vero? Che cosa succede? Ci fa degli esempi, ci può portare anche qualche caso di suoi pazienti, sempre nel rispetto della privacy, ovviamente. Prego. Sì, diciamo che è abbastanza frequente il fatto che quando vengono nei nostri ambulatori i familiari dicono: è vero, già qualche anno fa cominciava ad avere qualche piccolo problema, però noi lo ritenevamo come un disturbo quasi normale per l'età. A volte si dice no, 75-80 anni, è normale che abbia meno memoria, è normale che dimentichi un appuntamento, che dimentichi di pagare una bolletta, è normale che magari dimentica di mettere il sale nella pasta, eccetera. In realtà sono dei sintomi che vanno, diciamo, senza farne un dramma, però vanno un po' valorizzati, perché comunque, diciamo, è vero che la malattia non ha una cura, poi magari ne parliamo più avanti, ma non ha una cura che consente di guarire, però è vero che le terapie che noi utilizziamo oggi come oggi sono terapie che sono un po' più efficaci se vengono iniziate precocemente. Diciamo che negli studi che stanno facendo a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, dove la ricerca è molto avanzata ma non ha ancora trovato purtroppo delle risposte soddisfacenti, si tende a intervenire con delle cure nei pazienti a rischio elevato proprio nella fase, noi diciamo, preclinica, cioè persone che hanno una familiarità, che hanno dei rischi, eccetera, vengono studiati in maniera approfondita e si cerca di intervenire con delle cure prima ancora che la malattia abbia dato di questi segni manifesti di cui abbiamo un po' parlato prima. Certamente i primi sintomi sono quelli di tipo cognitivo, quindi memoria, riconoscimento, a volte un sintomo può essere quello di trovarsi per strada e non saper più trovare la strada di casa, cominciare a chiedere a quel vicino, a qualche persona che si incontra dove è via tal di tale che non mi sono perso un momentino. Questo può essere un sintomo già un po' più avanzato, insomma. E poi, diciamo, ci sono delle cose che riguardano la funzionalità, perché la malattia, diciamo, di Alzheimer colpisce, diciamo, dal punto di vista cognitivo, però gli altri ambiti in cui la malattia si manifesta progressivamente sono quelli funzionale, cioè le capacità, diciamo prima, di svolgere le attività che prima uno era capacissimo di fare, e poi ci sarebbe tutto l'ambito dei disturbi comportamentali di cui eventualmente parliamo più avanti. I disturbi funzionali sono quelli che inizialmente colpiscono le attività più complesse, magari uno che fa un lavoro di un certo impegno si vede che non ha più la capacità di gestire, non so, penso a un commercialista che deve seguire tutta una serie di pazienti, un medico comincia magari ad avere delle difficoltà nel seguire i suoi pazienti, eccetera, oppure la casalinga che non riesce più, si vede che la casa non ha più quella curatezza nella pulizia, si vede che magari non è più capace di fare quelle ricette complicate in cucina che faceva una volta, e quindi si comincia a vedere ma non è più la stessa di prima. Anche cambiare personalità, dottore, cambiare umore può essere in maniera drastica
Anche quello può essere un segno? Sì, diciamo che a volte i cambiamenti della personalità sono, soprattutto in alcuni ambiti di altre forme di demenza, non la malattia di Alzheimer, ma la demenza frontotemporale, ad esempio, che colpisce soprattutto dal punto di vista del modo di porsi, di relazionarsi con gli altri, si diventa più disinibiti, con dei comportamenti inopportuni, eccetera, possono essere i primi segni di una forma di questo genere. Quindi comunque il cambiamento di personalità va indagato in qualche modo. Certo. A volte la depressione può essere il primo sintomo, soprattutto se uno magari non ha la percezione, l'ammalato non ha la percezione piena dei propri handicap, però comincia a sentirsi un po' inadeguato, e allora dice non sono più capace di fare questo, non sono più capace di fare quello, e quindi compaiono questi disturbi di tipo depressivo che sono spesso nelle prime fasi della malattia sono presenti. Quindi comunque anche se si vede una persona che poi l'anticamera anche dell'Alzheimer, la depressione a volte è una persona anziana? Sì. Può essere un campanello d'allarme? Sì, c'è un legame tra la depressione e la malattia di Alzheimer, un legame di cui non si sa bene ancora se venga prima l'uno o se venga l'altro, però certamente c'è un legame tra la depressione è una delle forme cliniche che accompagna spesso la malattia di Alzheimer, soprattutto nelle prime fasi. Vediamo facilità, pianto, disinteresse, apatia, sono sintomi che a volte compaiono all'inizio, forse sono anche dei modi un po' di isolarsi per evitare di subire le difficoltà. Uno si chiude in casa perché fuori di casa magari si trova più in difficoltà, non ha la difficoltà di relazionarsi con gli altri, vede che non riesce più a seguire i suoi discorsi, per cui dice, pian pianino, più o meno consciamente, si rinchiude in casa e lì si intristisce, e quindi compaiono questi sintomi che noi abbiamo detto etichettati come depressione, ma in realtà sono anche più ampi, diciamo, come funziona un'apatia, un isolamento sociale, sono sintomi che spesso compaiono nelle fasi iniziali della malattia. Ecco. Quando si arriva a diagnosticare, come viene diagnosticato l'Alzheimer? Quali esami vengono fatti? Cosa succede a una persona quando sospettate appunto che ci possa essere tale patologia? Ecco, che cosa succede alla persona? Sì, allora quando una famiglia o una persona hanno il sospetto che in uno dei loro cari o la persona stessa che si rende conto ha il sospetto di questa malattia, è bene che si rivolga a un ambulatorio dedicato. Gli ambulatori dedicati oggi come oggi hanno cambiato vari nomi negli ultimi anni, comunque quello che attualmente è in uso è CDCD, che vuol dire Centro Deterioramento Cognitivo e Demenze. Ogni uso ne ha uno o più, perché ci sono CDCD neurologici, geriatrici, psichiatrici, ognuno quindi ha una sua caratterizzazione, però rivolgendosi a questi centri, questi ambulatori, è possibile iniziare un percorso per la diagnosi della malattia. Che cosa fanno gli specialisti? Inizialmente chiaramente si fanno raccontare la storia del paziente, anche i suoi fattori di rischio eventualmente presenti nelle abitudini di vita o in malattie precedenti. Quindi una visita per vedere appunto se clinicamente ci sono dei segni che possono far orientare per magari alcune malattie curabili, penso a un ipotiroidismo, una carenza vitaminica, una situazione che può anche essere quindi potenzialmente reversibile. Poi si richiedono alcuni esami del sangue, un accertamento di neuroimaging è il termine che do per, comunque o un attacco cerebrale o una risonanza, insomma certo. Uno di questi, la risonanza è quella più precisa, però insomma in alcuni pazienti che soffrono di claustrofobia o hanno difficoltà a chiudersi in queste macchine così rumorose come sono ancora gli apparecchi. Esistono anche quelle aperte? Sì, proprio per questo stanno venendo incontro alla problematica sviluppando queste macchine aperte che dovrebbero superare il problema della claustrofobia. Quindi fatti questi accertamenti, solitamente se è una forma molto iniziale, di solito si cerca di fare, oltre che nella visita iniziale si fanno alcuni test, alcune scale per valutare la memoria, l'orientamento, l'orientamento nello spazio e nel tempo, le capacità verbali, eccetera. Fatto questo, se si ritiene che il quadro sia dubbio, di solito si affida il paziente a una neuropsicologa che ha tutte delle altre scale più ampie per permettere di vedere quali sono gli ambiti delle funzioni cognitive, attenzione, capacità verbali, capacità quindi di porsi, di risolvere problemi, eccetera, e in quel caso l'approfondimento consente di arrivare ad una diagnosi presuntiva. La diagnosi più precisa, soprattutto nelle forme che colpiscono di più, come quelle giovanili, eccetera, può richiedere
noi di solito negli anziani non lo facciamo proprio perché sono esami un po' di tipo invasivo, però comunque lo studio del liquor, quindi facendo una puntura lombare, estraendo il liquor e facendo esaminare il liquor, nel liquor ci sono dei segni che sono abbastanza caratteristici per la diagnosi di malattia di Alzheimer, cioè ci sono alcune caratteristiche delle proteine che si studiano nel liquor che sono anche quelle molto utili nella diagnosi precoce della malattia, perché fin da lì, questo dicevo, pazienti che vengono studiati e messi in terapia precocemente richiedono di solito una di queste cose, uno di questi studi. Poi ci sono degli esami ancora più approfonditi come una PET, che è un esame metabolico che serve per vedere il grado di attività del cervello, delle varie zone del cervello. Sono esami un po' di secondo livello, diciamo così. Una volta fatto l'inquadramento, come dicevo prima, nei centri di CDCD, poi decidono gli specialisti se c'è un'indicazione ad andare ancora più a fondo, soprattutto in alcune forme dove è bene avere anche dei dati ulteriori. E quindi in questo modo si arriva a una diagnosi presuntiva, diciamo così. Non è sempre, perché nelle forme iniziali possono rimanere dei dubbi, o dire, ma esistono delle forme che noi tecnicamente definiamo mild cognitive impairment, cioè lieve deterioramento cognitivo, MCI negli studi così anche per riconoscimento a livello internazionale, in cui si vede che c'è solitamente un disturbo di tipo cognitivo, cioè un disturbo di memoria, solitamente, ma anche altri ambiti, diciamo più semplicemente un disturbo di memoria isolato. Ecco, come abbiamo visto prima, la demenza ha, oltre al disturbo di memoria, anche altri disturbi. Allora, se uno ha un disturbo di memoria isolato, è un quadro sospetto che possa evolvere in una malattia di Alzheimer vera e propria, una demenza vera e propria, ma potrebbe anche rimanere così, perché ci sono anziani che rimangono così anche per molti anni, perché la base di questo disturbo può essere problemi di tipo vascolare, non so, penso a un diabetico, sostanza bianca, sì, danneggiata per motivi vascolari, per fattori di rischio come il colesterolo, il fumo, il diabete, eccetera, tutti quei fattori di ipertensione, tutti quei vari fattori, ma a volte queste cose si fermano lì e rimangono MCI per molti anni. Nel 50% dei casi, comunque a distanza di 5 anni, almeno il 50% sono virati verso una demenza franca. Quindi diciamo la fase in cui noi studiamo i pazienti ci può consentire di fare una diagnosi già presuntiva abbastanza probabile, altri invece in cui ci dice è meglio al momento soltanto limitarsi a dire c'è un quadro sospetto, lo rivediamo magari tra 6 mesi e vediamo come stanno andando le cose. Nel frattempo gli interventi che sono utili sono quelli di tipo non farmacologico, di cui se volete parliamo brevemente. Certo. Sì, perché diciamo anche l'Associazione Mondiale Alzheimer un paio di anni fa aveva pubblicato alcuni consigli, c'era una bella diapositiva che sarebbe interessante vedere, ma comunque vediamo se il nostro regista la riesce a trovare. L'Associazione Mondiale Alzheimer, vai regia, so che tu sei bravo, trovi tutto. E trovava questa immagine in cui si vede quali sono, la diapositiva dice demenza, malattia, come possiamo prevenire, così dice, e sotto ci sono 5 figurine, una è un cuore. Allora, valutare eventuali malattie cardiache, penso alla fibrillazione atriale o altre malattie che possono, aritmie, che possono... Ne approfitto per salutare il professor Trivellato, mando i miei saluti e lui sa perché. Prego. Sì, certamente si unisce a me. Anch'io mi unisco a questo saluto. Perfetto. Quindi a una certa età è bene comunque valutare dal punto di vista cardiologico, vedere se ci sono problemi che possono causare malattie che poi direttamente possono andare a danneggiare il cervello. Poi mantenersi fisicamente attivi, questo era uno dei consigli, quindi rispetto alla sedentarietà in cui molti nostri anziani stanno, l'attività fisica, le passeggiate, la bicicletta, se volete il nuoto, andate a ballare. Anche il ballo è una delle attività che sicuramente sono attività aerobiche, quindi non di grande impegno fisico, ma proprio per il fatto di essere da una parte costringere la mente a fissarsi sulle cose da fare, e dall'altra c'è anche il momento della socialità, perché un altro degli elementi importanti nella prevenzione della demenza è mantenersi socialmente attivi, cioè l'isolamento sociale, la solitudine è un fattore di rischio per la demenza, comunque noto, perché le persone che vivono da sole e che dicono che stanno tanto bene da sole, solitamente sono quelle che più facilmente ammalano di demenza. Quindi attività fisica, attività mentale, dalle parole incrociate al computer, a leggere, a mantenersi intellettualmente attivi, quindi non
In questo senso la televisione è un'ottima compagnia per gli anziani, però dico sempre che con la televisione, a parte i numeri di telefono a cui si può chiamare, ma non posso interagire con la televisione, non posso chiacchierare con la televisione. Quindi diciamo che la televisione va bene per un'ora, un'ora e mezza, però uno che sta tutto il pomeriggio davanti alla televisione non gli fa bene. Non gli fa bene. Devono ritagliarsi del tempo anche poi, per socializzare con i propri amici. E alla fine la quinta e ultima cosa era seguire una dieta salutare, solitamente la dieta mediterranea, in cui diciamo l'apporto di grassi animali è solitamente limitato, mentre sono previste frutta, verdura, vitamine, eccetera. Tutte queste 5 cose hanno dimostrato, messe assieme, di rallentare la comparsa di malattia, di demenza, insomma, perché in qualche modo agiscono mantenendo delle funzioni cerebrali attive che altrimenti in parte vengono perse più che per la malattia, per il non uso, perché se io me ne sto in poltrona, guardo la televisione tutto il giorno, non vado mai fuori di casa, non ho relazione con nessuno, il mio cervello funziona poco, quindi il cervello che non si adopera... Allenato, come fosse la ginnastica, alleniamo un altro muscolo, alleniamo il nostro cervello. Deve essere allenato, quindi queste notizie qua mi pare che siano già delle cose importanti, tutte cose che uno può fare senza un grandissimo impegno, voglio dire, no, non sono... Ma dette da lei hanno un valore aggiunto, dottore, perché lei sa quanti anziani ho io, no, anzi non più giovani, non si dice anziani, sono all'ascolto, quindi prendete nota di quello che vi dice oggi, questa sera, il dottore, carissimi, perché è molto molto importante. Uscite, mangiate bene, camminate, ecco, state all'aria aperta, comunicate, andate a ballare, mi raccomando, e naturalmente la visita dal medico di base, controlliamo la pressione, poco sale, bere tanto, perché non so perché a una certa età non vogliono più bere, perché non vogliono bere, non so perché hanno meno la sensazione non vogliono bere, invece dovete bere perché è molto importante l'acqua. Quanto conta il fattore ereditario in questa patologia? C'è una connessione oppure non c'entra assolutamente niente? Sì, certamente il fattore ereditario è un elemento importante. Noi sappiamo che esistono una piccola percentuale di malattie d'Alzheimer, tra l'1 e il 3%, che sono a caratteristica proprio ereditaria, in cui è stato proprio identificato con uno studio genetico il danno dei cromosomi, dei geni che causano la malattia stessa. Queste famiglie sono conosciute, si è visto anche degli studi che sono stati fatti molto interessanti, hanno visto come anche, c'è una famiglia calabrese per esempio che è proprio stata studiata in maniera precisa, e non soltanto lì in Calabria, ma anche queste famiglie che erano purtroppo per motivi economici costretti ad emigrare, trovati i discendenti in Australia o in America, si studiava quello, si era visto che anche lì la malattia si manifestava in maniera proprio genetica, con un'eredità di tipo mendeliano. Non tutti si ammalano, perché se uno conosce un po' le leggi di Mendel sa che il 50% sì, il 50% no, però esiste un'ereditarietà diretta. Esiste poi un'ereditarietà più ampia, in cui si ereditano i fattori di rischio, alcune proteine del sangue, alcuni fattori, e lì si vedono le ereditarietà sono presenti, tant'è vero che se uno ha nella sua famiglia, nel suo gentilizio, uno o più pazienti familiari ammalati di demenza, il rischio può aumentare fino a raddoppiare rispetto alla popolazione generale, quindi comunque la genetica ha la sua importanza. È vero che le abitudini di vita, quello che dicevo prima, cioè il modo con cui uno invecchia è molto importante, insomma, su un terreno predisponente si può modificare, in questo sì, mentre la genetica in assoluto, i difetti di cui parlavamo prima, inevitabilmente quando ci sono determinano la comparsa anche precoce, la malattia nelle forme ereditarie dirette può manifestarsi sui 45-50 anni, quindi molto precocemente. In questi casi qua invece è possibile, secondo me, modulare un po' quello che è il fattore di rischio, agendo sui fattori che sono correggibili, soprattutto i fattori di rischio vascolari. Ecco, le donne sono più colpite? Mi dica di no, per favore. Le donne nella malattia di Alzheimer sono più colpite. Ecco. Questo è un fattore di sesso femminile. Come mai? Diciamo, una cosa che possiamo dire, che viviamo più a lungo degli uomini, care telespettatrici, per quello a 90 anni il rapporto maschio-femminile mi pare 7-1 se non ricordo male, è vero che aumentando l'età aumenta il rischio di ammalare, quindi certamente c'è un fattore anagrafico. Poi diciamo possono esserci fattori di tipo ormonale, poi ci sono fattori anche
se vogliamo, di tipo lavorativo un pochino, perché vedendo le donne anziane di oggi, poche avevano la possibilità di studiare, poche avevano la possibilità di fare di lavori intellettualmente stimolanti, erano quasi tutte casalinghe, contadine, quindi avevano poca riserva cognitiva. Quindi sono tanti fattori, però è un dato di fatto che il sesso femminile per la malattia di Alzheimer è maggiormente colpito. Per altre forme, per esempio le demenze vascolari, lì dove giocano un ruolo delle abitudini come il fumo, l'ipertensione, il colesterolo eccetera, in quel caso lì questo rapporto si modifica forse più a svantaggio dei maschi, perché magari c'erano più abitudini. Sì, loro abituati magari a mangiare quelle cose tipo a mo' di camionista, ho visto certi sigarette che se mangio io così il giorno dopo mi devono ricoverare, perché mamma mia, ci sono veramente degli uomini che mangiano cose tostissime che io non mangerei mai nella vita mia, per carità. Mi dicono, ma quanto dura la malattia? Sì. Cioè, qua c'è una data di termine? Diciamo i termini sono abbastanza ampi, nel senso che la malattia in quanto tale, cioè dal momento della diagnosi fino alla morte, che di solito sopravviene per complicanze di tipo nutrizionali, di tipo allettamento, broncopolmoniti da aspirazione, non entriamo nei particolari per evitare di spaventare troppo, ma diciamo allora l'età media dalla diagnosi al decesso sono tra gli 8 e 9 anni, però diciamo il margine è molto ampio, ci sono delle forme ad evoluzione molto rapida, anche in un paio d'anni, per una serie di complicanze che possono subentrare, possono arrivare al decesso, come anche sono state descritte delle forme che sono arrivate anche a 15-20 anni dalla diagnosi fino al decesso, quindi dipende da tanti fattori che possono essere l'uso di farmaci, eccetera. Però bisogna dire anche il sistema immunitario, dottore, se reagisce. Il sistema immunitario è implicato probabilmente nei processi infiammatori che sono alla base della malattia stessa, per cui certamente in alcune situazioni l'attivazione del sistema immunitario può accelerare un po' il decorso della malattia stessa, sì, questo è vero, sicuramente. Quindi adesso per le persone, ecco, io so che ci sono a casa tante badanti che hanno che sono venute e anche hanno partecipato ai vostri corsi, perché diciamo che fino all'anno scorso c'era un bellissimo corso che avete fatto con il dottor Giantin. Il titolo, dottore, adesso mi sfugge, mamma mia, adesso in questo momento, però molto bello, perché so che bisognava iscriversi per poter partecipare perché non c'erano posti sufficienti, quindi so che hanno partecipato anche un sacco di badanti, perché e non solo per aiutare l'anziano ammalato classico, eccetera, ma soprattutto per avere una cognizione in più e imparare tante cose per stare vicino agli ammalati dell'Alzheimer. Che cosa possiamo dire a queste signore che sono a casa e che badano naturalmente a queste persone che sono ammalate, che a volte hanno degli atteggiamenti o dei comportamenti a volte particolari, ecco, quindi insomma devono mantenere sempre la calma e cercare di tranquillizzarli. Ecco, che messaggio possiamo dare? Ecco, perché sono tante le persone che sono al servizio delle famiglie, perché purtroppo, come abbiamo detto, non ci sono soldi, diciamo, a sufficienza per poter dare una mano alle famiglie, quindi sono costrette loro a prendersi le badanti per seguire, perché naturalmente le persone devono lavorare, eccetera, quindi hanno necessità di avere qualcuno a casa che segua i propri malati di Alzheimer. Prego, dottore. Sì, il messaggio, diciamo, in generale è un messaggio di chiedere aiuto, voglio dire, nel senso di farsi un po' consigliare, perché è vero che nelle caratteristiche della malattia, come dicevo prima, c'è una parte di disturbi cognitivi, una parte di disturbi funzionali, quindi il fatto di perdere le proprie capacità, e c'è la parte comportamentale, che è quella che forse maggiormente mette in crisi l'assistenza, perché gli anziani che non dormono di notte, perché anziani che diventano aggressivi anche fisicamente, alzano le mani, prendono il bastone, danno le botte, tirano i capelli, pizzicano, eccetera. Non sono oppositivi, non si lasciano fare, lavare, vestire, eccetera. E quindi sono pazienti che hanno delle allucinazioni, che vedono persone che non ci sono, che hanno delle manie, delle fissazioni. Quindi i disturbi comportamentali sono un elemento che, diciamo, non sempre è presente nella malattia stessa, ma frequentemente è presente di forme anche gravi,
che richiedono evidentemente un intervento da parte di chi assiste, che deve essere un po', secondo me, educato, nel senso che quindi chiedere aiuto e farsi consigliare, perché non sempre gli interventi che facciamo noi sono corretti. Tante volte il disturbo comportamentale può essere accentuato piuttosto che attenuato dal modo con cui ci relazioniamo con i pazienti. Quindi imparare a fare questo, non voglio entrare tantissimo in particolari, però diciamo una cosa molto, molto banale: se questo alza la voce, grida, io per farmi sentire grido più forte di lui, non ho fatto una cosa perché non riesce positiva, a percepire nella malattia, mentre invece anzi magari peggiora la situazione, esatto, perché si sente aggredito. Tante volte è così, si sentono, proprio reagiscono in modo proprio simmetrico. Quando uno alza la voce divento aggressivo anch'io, e questo può succedere, ma non è che voglio fare una colpa. Ieri parlavo con un familiare e diceva sono arrivato a un punto che non so, ho dovuto uscire di casa perché sentivo che stavo per diventare violento, perché proprio non riuscivo più a controllarmi di fronte a questa insistenza del comportamento aggressivo, verbale, parole, eccetera. Non ce la faceva più, ho detto, piuttosto di avere un intervento di tipo violento io me ne sono andato fuori, ma ho visto che stavo perdendo l'autocontrollo. Allora questo, diciamo, è un elemento che è un indice di stress elevato, e in quel momento lì bisogna cominciare a pensare, a chiedere, anche prima secondo me, chiedere aiuto, farsi consigliare, farsi aiutare. I farmaci ci sono, non sempre sono efficaci come vorremmo noi per questo tipo di disturbi, però diciamo si possono fare delle prove, insomma si può vedere, proviamo questo farmaco, proviamo quest'altro, a volte si riesce ad avere dei risultati soddisfacenti, fino a rendere più gestibili i pazienti, a volte non si riesce, perché purtroppo la malattia è una malattia particolare, con questi disturbi comportamentali dipendono da tanti elementi, anche dalla personalità che prima di ammalarsi, non so, una casalinga sarà diversa da un generale che è abituato a comandare, però è anche vero che il generale è abituato a comandare, ma la casalinga a casa sua è abituata a comandare. Se vogliamo mettere le mani sulle sue posate, sulla biancheria, eccetera, lei nella cucina, vai a mettere le mani nella cucina, una casalinga che è abituata, quello è il posto dove stava lei, no, non voglio che un estraneo metta le mani nelle mie cose, quindi se la badante non sta un po' attenta si può trovare con una persona molto aggressiva. Invece magari facendosi consigliare, facendo le cose assieme, chiedendo permesso, chiedendo cosa vuoi, proviamo, facciamo assieme, si può forse evitare creare una relazione di tipo positivo, e quindi non è facile, ripeto, perché anche quando c'è un disturbo, un delirio, quello più classico è: questa non è la mia casa, portami a casa, non posso dormire qui perché questa non è la mia casa. A quel punto non è facile, perché sono familiari che fanno il giro della casa, poi ritornano lì perché portano, guarda, questa è la tua camera, sì, sono i miei mobili, però la casa non è, cioè non si può ragionare con la persona che ha un delirio, che non riconosce la casa. Ho un messaggio di qualcuno che dice: mia madre ha 98 anni ed è ancora molto in forma, io ne ho 64 e abitiamo insieme. Sono venuta ad abitare con mia mamma 7 anni fa. Mia madre allora dava già i segni, continuava a frugare nei suoi cassetti, diceva che mio padre le aveva rubato della roba. Io non ci davo peso perché non sapevo nulla di questa malattia. Poi ha cominciato a litigare con le sue sorelle, accusandole di rubare della roba di una sua piccola proprietà. Adesso è toccato a me, non ragiona, o meglio, dice che praticamente ogni 2 o 3 giorni mi accusa di rubarle della roba e mi insulta dalla testa ai piedi. Io adesso sono affetto dalla depressione cronica, quindi potete capire. Cioè, c'è anche la mania che qualcuno gli ruba? Sì. È una mania. Questo è anche, se vogliamo, facile da capire. Io ho paura che mi portino via le cose, le nascondo, ma se ho un disturbo di memoria poi non ricordo più dove, se l'ho nascosto nel cassetto ultimo sotto tutti i vestiti, nascondo, che so, il portafogli, nascondo le mie cose, non le trovo più. Ma sono comuni anche persone che dicono: la badante mi ruba la biancheria, la badante va a rubare le mutande o il reggiseno a una persona di 90 anni, non è così. Però anche se chiaramente ci sono state purtroppo leggiamo sui giornali delle esperienze di persone che si sono approfittate, questo indubbiamente non bisogna essere proprio... Ci sono delle brave persone come ci sono delle persone che non sono brave. Ecco. Però di fatto la mania del delirio di furto è una cosa molto comune. Su questo, diciamo, possiamo anche, come dicevo prima, provare ad operare dei farmaci. I farmaci possono attenuare un po' questo tipo di azione delirante. Chiaramente
i sedativi hanno un effetto positivo da una parte e negativo dall'altra, perché abbassano un po' il livello di vigilanza, possono peggiorare la confusione, eccetera. Però di fronte a un atteggiamento di tipo delirante continuo e a volte con sintomi anche di aggressività verbale, parolacce o anche fisico, alzare le mani, eccetera, io penso che si possa chiedere comunque un aiuto, anche provare un aiuto di tipo farmacologico. Certamente l'ideazione delirante non deve essere trattata pensando di ragionare. Ecco, se io dico mi hanno rubato il portafoglio, oddio, no, non è vero, ma sì, mi hanno rubato il portafoglio, allora andiamo a vedere, lo troviamo nascosto, hai visto, non te l'avevano rubato, no, la donna l'aveva rubato, però poi quando ha sentito che stavo, me l'ha rimesso lì per farvelo trovare. Ecco. Come dire, la persona delirante non può essere trattata come una persona, tra virgolette, normale, non è che io posso andare lì e ragionare con lei, perché se uno è convinto che ci sia poniamo che mio marito mi tradisca, mio marito è con la vicina di casa, mio marito è fermo in carrozzina, non si può muovere, ma lui riesce lo stesso, cioè non è dimostrato, anche se tu riesci a ragionare con questa cosa, lei ritornerà, perché l'ideazione delirante per definizione è un qualche cosa che va al di là della capacità razionale della persona, quindi a quel punto lì o si riesce un po' con i farmaci, un po' così a capire, si può cercare, se si riesce, di deviare l'attenzione su altre cose, non ragionare proprio su questo, ma cercare, sì, va bene, adesso ti manca questa cosa, vieni, magari mi aiuti un attimo, ho bisogno che mi aiuti a fare questo, vieni che facciamo 2 passi fuori, vieni, capisci? Cioè cercare di spostare l'attenzione, a volte nelle forme non troppo gravi può essere una tecnica, però poi chiaramente questo ritorna, non è che sia, e poi è una cosa stressante, perché se ogni 5 minuti uno viene fuori con questo, chiaramente dopo la fine della giornata uno non ce la fa più. Per questo io dico, chiedete un po' di aiuto, chiedete di avere degli spazi di riposo, perché una persona che sta 24-48 ore di continuo con un malato così, alla fine si ammala, come diceva giustamente questo telespettatore. La depressione fa parte delle possibili conseguenze di chi presta assistenza a una persona con malattia di Alzheimer. Giustamente ha detto all'inizio, non è una malattia del malato, ma è una malattia familiare questa, nel senso che tanti familiari... La percezione è proprio quella che mi arriva a casa, ci sono molte persone che hanno questa situazione. Intanto vi ricordo, se ne volete approfittare, questa sera siamo in diretta, sono le 21:40 se non erro, 049 7800 204 342 533 9744 e poi stammi bene @caffetv24.it. Poi gli dicevo dietro le quinte, dottore, che mi era arrivata questa domanda da Facebook da questa mattina, e dice questa ragazza che un suo conoscente, secondo lei, ha ereditato dalla madre l'Alzheimer, almeno lei presume. Qualche anno fa era un ragazzo normalissimo, ma nel giro di 3-4 anni la malattia ha peggiorato parecchio. Ora fa spesso le stesse domande, i movimenti del corpo sono scordinati e sembra molto invecchiato. Il problema è che la sua famiglia sembra non dare molto peso alla cosa, lo lasciano vagabondare tutto il giorno per il paese e, a quanto dicono, lui non vuole essere curato. E peraltro l'altro giorno gli ho proposto di portarlo a fare qualche visita e lui era favorevole ad essere aiutato. Lei cosa ne pensa? Potrebbe essere Alzheimer? Non mi dice l'età. Ecco. Sì. Ma il tipo di sintomi, cioè la ripetitività, il disturbo di memoria, il fatto di diventare più trascurati nella vita di tutti i giorni possono essere un sintomo del genere, possono anche essere sintomi di altre malattie, anche malattie di tipo psichiatrico, parliamo di persone giovani. Diciamo, prima ho accennato che l'età di insorgenza della malattia può essere anche precoce, esistevano una volta la distinzione, ora non più, tra demenza presenile e demenza senile. In realtà si tratta solo di un momento, di un dato cronologico, però voglio dire, ci sono persone che ammalano anche a 48 o a 50 anni di malattia di demenza, perché purtroppo esistono delle forme giovanili ad esordio precoce. Questo, diciamo, suggerisce comunque, al limite di fare una visita in più, voglio dire, uno dice ho questi sintomi, vado a farmi vedere da uno specialista, lo specialista dovrebbe avere la competenza, perché ha visto, io lavoro da 20 anni nell'ambito delle demenze, se uno si comporta in un certo modo, vedo alcune cose, già mi faccio un'idea se questo sia soltanto una persona, diciamo, depressa per motivi che possono essere esistenziali, oppure per una depressione endogena, oppure se effettivamente questi sintomi possono essere da attribuire a una demenza, e quindi comunque consigliare di fare degli approfondimenti. Quindi, diciamo, il consiglio è comunque di fare una visita in un centro specialistico, e poi decideranno loro se questa cosa è
da approfondire, oppure se merita un tipo di trattamento farmacologico oppure consigliano magari di andare da uno psichiatra per una patologia di tipo psichico primaria, quindi nel sospetto almeno di questo. Quindi una persona di questo genere io consiglierei comunque di rivolgersi ad un centro e farsi visitare. La valutazione poi può comunque essere anche tranquillizzante, vuol dire, sì, ma non c'è niente, stai tranquillo, è solo un problema così di un po' di ansia, un po' di depressione, però certamente approfondire va bene. Approfondire va bene. Direi di non sottovalutare i sintomi, come dicevo prima è bene fare una diagnosi prima, perché alcuni farmaci che si possono utilizzare sono più attivi nelle forme iniziali. Ecco. Quindi quella cosa che ho letto, che magari badare bene ai nostri familiari negli anni, se ci sono dei comportamenti che cambiano eccetera, può essere comunque significativo, perché poi si sono accorti che magari qualche sintomo lo dava magari in precedenza, magari prima di 65 anni, comunque ecco, bisogna fare attenzione ai comportamenti, se ci sono delle variazioni che possono far sospettare, ecco, perché magari è un qualcosa di silente, magari non ci fai caso, ma comunque questa malattia lavora nel silenzio. Sì, diciamo sì, è così, cioè, bisogna valorizzare i sintomi che cambiano un po' la percezione della persona, dice ma era così, però lo vedo cambiato, vedo delle cose che una volta non faceva, vedo diciamo, l'età eccetera. Non cerchiamo di giustificare tutto con l'età, non è vero che persone che invecchiano bene, altre che hanno degli altri tipi di situazioni che meritano comunque di essere approfondite, secondo me. Poi si può arrivare anche alla conclusione che non c'è niente, però sottovalutare queste cose può arrivare a fare una diagnosi molto tardiva, e quindi comunque di non consentire di fare eventuali interventi anche di tipo non farmacologico, perché comunque, dicevo prima, uno degli elementi determinanti per esempio è la solitudine. Ci sono persone che per motivi vari, che qui non stiamo ad indagare, cominciano ad avere delle abitudini sbagliate, vanno a letto alle 3 di notte, mangiano alle 5 del pomeriggio, un po' più disordinati nella vita. Metterli in un ritmo di vita più regolare, mettendogli vicino qualcuno, consente di ripristinare delle abitudini più corrette e evitare a volte o rallentare l'insorgenza di sintomi più gravi. Quindi intervenire prima su alcuni sintomi è sicuramente utile, quindi non trascuriamo anche le cose modeste, al limite chiediamo, c'è il medico curante che vi può dire sì oppure no, insomma il medico di medicina generale credo che sappia un po' conoscere la persona, con il medico di se lui conosce, diciamo, la persona, perché è una persona che cura da tanti anni e gliela si porta nello studio e dice è così, cosa dice? Lui può dire ma a me non mi sembra che sia la stessa persona, può dire effettivamente non era così una volta, e quindi vale la pena di approfondire oppure no. Credo che il primo punto possa essere quello. Poi ci sono medici di medicina generale che sono anche specialisti in geriatria o comunque hanno approfondito lo studio, per cui sono anche più sensibili a queste problematiche. Se invece sentono di non essere in grado di approfondire, li mandano ai centri specialistici che ci sono apposta per questo. Certo. Poi mi chiedono se il malato di Alzheimer è consapevole della sua malattia. Ecco, la consapevolezza della malattia è, diciamo, variabile da soggetto a soggetto, solitamente diciamo di no, nel senso che il malato di Alzheimer tende ad essere non consapevole pienamente, però nei primi stadi della malattia può esserci una percezione del disturbo di memoria, non sono più lo stesso, non ho più la capacità che avevo prima, non mi ricordo più, eccetera, non sarà mica la malattia di Alzheimer. Poi diciamo in qualche modo ci tende a livello psicologico a negare, insomma a dire no, anche se uno ti dice probabilmente è così, ma io vedo che riesco a fare ancora, quindi tendono diciamo, a minimizzare i sintomi che ci sono, quindi diciamo solitamente la percezione di malattia è non piena, e questo poi provoca anche la difficoltà a portarli a farsi visitare, perché tanti pazienti sono comunque restii, io sto bene, non ho bisogno di nessuno, faccio tutte le mie cose, poi in realtà magari se si analizza bene la capacità di gestirsi nel quotidiano, farsi da mangiare, farsi i lavori di casa, farsi la spesa, gestire i farmaci che tante volte sono un problema, non sono più gli stessi, per cui sicuramente ci sono dei problemi che loro tendono a sottovalutare proprio perché non c'è la percezione di malattia. Ecco, poi dice un'altra ragazza, mio nonno dice alcuni segni riconducibili al morbo di Alzheimer, ma il mio medico dice che si tratta di un'altra forma di demenza senile. Che significa? Ve l'abbiamo un po' spiegato prima, però te lo spieghiamo meglio.
Sì, io non vorrei Elena. non vorrei che l'atteggiamento fosse quello di chi attribuisce solo all'invecchiamento la perdita di funzione. Allora, i sintomi di demenza non sono mai normali, fisiologici, sono sintomi che sono sintomi di una malattia. Che poi uno possa dire non ci sono delle cure, su questo io posso anche non essere d'accordo del tutto, però uno può dire beh, è anziano, 80-85 anni, non disturbiamo, non andiamo, lo lasciamo andare per la sua strada. Questo è un atteggiamento, diciamo, che dal punto di vista medico non è proprio corretto, perché ognuno ha diritto. Però molti lo fanno, dottore. Sì, purtroppo è così. Molti... C'è non è che lo fanno per... così. Per motivi economici, non lo so, per motivi anche noi diciamo, c'è un termine che abbiamo coniato noi geriatri che si chiama ageismo, cioè dire ci spiega tutto con l'età, a quest'età non c'è più indicazione a fare questo, a fare quello, è vecchio solo e basta. Cioè, ecco, c'è questa proprio cattiva abitudine, perché invece la persona anziana, io l'ho detto anche con i signori di Pronto Anziano che sono venuti qui, con le associazioni, perché guardi, anche con il suo collega Giantin abbiamo fatto delle belle puntate, perché con la geriatria cerchiamo di... L'anziano è una risorsa, dobbiamo smetterla di mettere gli anziani in un angolo, dobbiamo parlare degli anziani. Io mi arrabbio moltissimo, gliel'ho detto prima, e farò sempre più trasmissioni proprio dedicate al mondo dell'anziano. La dobbiamo smettere di abbandonarli a loro stessi lì. Non va bene, non va bene, non va bene, ecco. Prego, no, io credo che anche una persona anziana abbia diritto di avere una diagnosi e certo, eventualmente una terapia, cioè questo è un principio proprio anche di dignità, secondo me, no? Perché si lascia lì senza nessun tipo di intervento. Sì, tanto è anziano, dicono. Questo è l'atteggiamento di fondo, sì, questo non lo trovo un po' ingiustificato. Io penso che ci sono, chiaramente, diceva, non ci sono delle cure. Allora, le cure che noi abbiamo per la malattia di Alzheimer sono dei farmaci che, soprattutto nelle forme iniziali, sono in grado, e questo è documentato, anche lavori che abbiamo fatto anche noi in clinica, di rallentare un po' la progressione della malattia. Quindi anche guadagnare 6 mesi di autonomia personale è un vantaggio. Non avergli negato questo, secondo me, non è giusto per una persona anziana. Quindi è bene fare la valutazione, si valuta assieme se c'è la possibilità di fare un trattamento, se il grado di malattia è tale da giustificarlo, e poi eventualmente si decide assieme che non c'è indicazione a fare altre cose. Però viene fatta una diagnosi, viene impostata eventualmente una terapia. Ci sono dei trattamenti anche di tipo non farmacologico, che sono delle riabilitazioni cognitive, degli interventi in cui è possibile fare anche dello stimolo delle funzioni cognitive residue. Esistono dei centri diurni ci sono dei centri diurni anche a Padova, dove vengono fatti degli interventi di stimolazione cognitiva e di socialità per le persone anziane, proprio specifici per pazienti con declino cognitivo, che hanno dimostrato, e i familiari che vanno ne sono consapevoli, ottimi risultati, insomma dei buoni risultati nella gestione di questi pazienti. Quindi un intervento, una valutazione la meritano tutti gli anziani. Al limite sarà il medico specialista a dire: guardate, la malattia è questa, gli interventi che possiamo fare sono questi oppure no, insomma. Però è bene che l'anziano non venga lasciato a se stesso. Io sono di questa idea qui. Ecco, poi abbiamo una signora che mi dice che sua mamma è affetta da un grado severo da qualche tempo di Alzheimer, tiene sempre gli occhi chiusi pur non dormendo. Il neurologo mi ha detto che nei pazienti con questa malattia è frequente. Voleva chiedere al medico cosa ne pensa. È frequente che tengono gli occhi chiusi? Sì, diciamo che mi ha detto la signora che è una demenza di grado avanzato, grave. Sì, severo. In questi stadi di malattia sono comuni questi isolamenti sociali nel senso dell'ambiente circostante. Questo isolamento a volte viene subito anche dai familiari come una cosa pesante, forse a volte anche più del disturbo comportamentale grave, perché diciamo impedisce di avere una relazione anche di tipo affettivo con questi pazienti. Però purtroppo è una conseguenza a volte anche della perdita di percezione della persona, degli affetti, eccetera. Una persona con la demenza tende a non riconoscere più le persone, a non avere più o ad avere talmente tanta confusione nella sua testa che l'isolamento è una difesa, il fatto di non voler entrare in agitazione, quindi chiudersi in se stessi è un po' una difesa, diciamo così, a volte così. Ecco, e poi ancora mi dice qualcuno, non so se sia già capitato, che ha spesso la febbre, che si presenta spesso anche a fino 39 gradi e non sa che cosa fare oltre a dare la tachipirina. Una persona malata di Alzheimer con la febbre
può prendere gli stessi farmaci di un'altra persona o bisogna avere un'attenzione particolare? E poi avevo un'altra domanda di un signore che non dorme la notte perché dice che suo papà all'improvviso si sveglia e si mette seduto nel letto, e questo succede spesso durante la notte, porta anche me a non dormire per sorvegliarlo nel timore che si possa fare male, e vorrei che mio padre riposasse tranquillamente ma senza creargli strascichi il giorno dopo, facendogli assumere magari sonniferi o tranquillanti. Che fare? Mamma mia, quante domande. Parto da questa ultima, che è quella, forse sarebbe quella più complessa, nel senso che purtroppo non esiste un farmaco che fa dormire un paziente confuso. I farmaci che noi adoperiamo per far dormire i nostri pazienti sono farmaci studiati per le persone normali. Non so, io faccio un incidente, ho una discussione sul lavoro, eccetera, sono nervoso, prendo un inducente del sonno e prendo sonno, ma questi farmaci studiati per il sonno sono studiati per i pazienti normali. Se li do a una persona con la demenza, tante volte faccio anche peggio, nel senso che persona confusa prende un sedativo, diventa ancora più confusa e diventa ancora più agitata. Questo si chiama effetto paradosso, cioè a volte ci sono queste difficoltà a trovare un farmaco adeguato, però comunque credo che il sonno vada comunque, sia comunque una cosa da trattare, voglio dire, anche con farmaci impropri, tante volte con farmaci che sono studiati per altri tipi di patologie, però è talmente importante anche per l'equilibrio della famiglia che una persona possa dormire, che si fanno dei tentativi. Io ho tante persone a cui il problema in qualche modo l'abbiamo risolto, tanti anche a cui purtroppo non siamo stati in grado di risolverlo, perché lo stato di agitazione, di confusione o di delirio durante la notte era talmente marcato che non si riusciva a farli dormire. E a volte si entra anche nella crisi, per cui si decide di ricoverarli in un istituto perché non ci se la fa più. Purtroppo non c'è una soluzione ottimale per il disturbo del sonno, questo lo devo dire, però io mi rendo di solito disponibile a dire: proviamo questo, chiamatemi, proviamo ad aumentare il dosaggio, cambiamo farmaco, proviamo a vedere se in qualche modo troviamo una cura che consenta magari di fare quelle 5-6 ore di sonno piuttosto che stare svegli tutta la notte. Però ripeto, è un problema grosso, un problema che non ha una soluzione ideale purtroppo. Ecco, la febbre, se per la febbre si può usare il solito, non tranquillante, la medicina classica, che abbiamo tutti a portata di mano. In linea di principio, quando c'è una febbre c'è una cosa che giustifica, una malattia che giustifica questa febbre, quindi può essere un'infezione o un'infiammazione di tipo generale, diciamo così. Quindi di per sé la febbre nella persona con demenza è una situazione che richiede, come per tutti gli altri pazienti, un approfondimento. C'è bisogno, un sintomo di tipo respiratorio, urinario, quello che sia, faccio una terapia mirata, un antibiotico. La tachipirina è un sintomatico, si prende per abbassare la temperatura, ma non è curativo della febbre. Allora diciamo che l'importante, quando uno ha puntate febbrili ripetute, parlare con il medico curante e dire: ascolta, ma questo ha la febbre a 39, non è la demenza di Alzheimer che provoca la febbre, c'è qualcosa sotto, un'infezione, un'infiammazione, qualcosa, quindi questa va diagnosticata se possibile, perché purtroppo soprattutto nelle forme più avanzate i malati non sono più in grado di dire ho male di qua, ho questo disturbo, eccetera. Quindi comunque la difficoltà di comunicazione va superata con un po' di attenzione, si cerca di capire da dove può venire la febbre con il medico curante, con degli esami, con le visite, e poi fare una terapia mirata e cercare di far andare via la febbre. La tachipirina la si può dare certamente, però poi il problema si ripresenterà se non curo la causa, continuerà ad esserci il problema, insomma. Ecco, dottore, è volata l'ora, sì. Possiamo dire ai nostri telespettatori che i medici di geriatria sono alleati con voi, sia con i pazienti e anche con tutti i familiari. Nello specifico il dottor Agostino Girardi della clinica geriatrica azienda ospedaliera Università di Padova, che è esperto, uno tra i massimi esperti di questa patologia dell'Alzheimer. Io la ringrazio, dottore, e spero di averla nuovamente qui nei nostri studi. Grazie. È un argomento molto e tanta gente aveva piacere che fosse trattato. Se volete che magari, se mandate alla redazione delle domande specifiche, certo, in serata affrontiamo magari cose non così generali, certo, ma argomenti più specifici, certo, se volete si può fare. Benissimo. Allora, cari telespettatori, il nostro appuntamento si conclude qui. Io vi ricordo domani sera il Tarlo con Alberto Salmaso, e poi invece venerdì Casa Caffè con Claudio Casolatti, domenica schegge di sport con i nostri amici del calcio dilettante e non solo, e poi invece il lunedì Caffè Sport, e poi tutti i pomeriggi
TG, vi ricordo la signora Elide con tanta simpatia e tantissima compagnia, e lei è molto seguita proprio dalle persone di una certa età, e quindi brava Elide. E poi naturalmente le nostre rubriche e i nostri TG. Un cordiale saluto a tutti voi, ringrazio la nostra regia Davide Maggiolo, Otello Pancheri, Roberto Andretta, e un ringraziamento anche all'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Padova. Un cordiale saluto a tutti voi e ci vediamo mercoledì prossimo. Naturalmente domenica invece vi aspetto con Educazione Finanziaria in TV alle ore 21, in rigorosa diretta dagli schermi di Caffè TV. Ciao ciao! Rise when I get